di caffè? Papà, hai visto Book in giro? Lascia in pace quel cane, Kevin. Qui ognuno deve fare la sua parte. Ma io ho già fatto il caffè per gli uomini. Sentimi bene, Kevin. Non voglio che i ragazzi pensino che faccia preferenze perché sei mio figlio, chiaro? Vai. Bella giornata oggi. Brent, Grazie. tieni. Bravo. Sono io! Metti giù quello sporco fucile, sono Ross. Ciao Ross, sei tornato? Ciao vecchio mio. Ross! Ehi là, amico. Ti ha seguito qualcuno? No, nessun problema, Zeb. Hai portato tutto? Sì, tutto quanto. Tranne la carne fresca e il whisky. $20 la libra. E $50 per una bottiglia, sono pazzi. I prezzi continueranno a salire. Il paese è pieno di cercatori d'oro. Gira il dollaro. D'accordo, amico. Forza, dategli una mano. E quelle ragazze francesi? Rilassati. Restano al saloon fino a tutto aprile. Non vedo l'ora di andare in città. Prendi i contanti e vola via. Oh, non sono mica impazzito e poi non ho abbastanza soldi per avere una ragazza francese. Non ti va granché bene, eh? Non lamentiamoci. E poi sai una cosa. Brent ha ragione da vendere. A che cosa ci servono le donne? Cos'è questa roba? Leggi qui, è una taglia? Sì, niente male. $1000. Chi è questa banda whip? Non lo so, non lo so. Non lo sa nessuno, neanche le giubbe rosse. Non lasciano tracce. Niente testimoni e niente prigionieri. Nessuno ha mai visto le loro facce. Hanno questo nome perché uno di loro usa la frusta come e meglio di una pistola a tamburo. Riesce a spellarti vivo. Io chiacchiero troppo. Ora basta. Beh, ragazzi, io me ne devo andare. Non mi piace girare di notte, tantomeno con quei tagliagola che girano in zona. Dammi l'oro, Zack. Credo che basti, giusto, Ross? Io mi aspettavo qualcosa di più. Sì, è giusto. Beh, se lo dici tu. Ci si vede tra 10 giorni. Sicuro. Bene. Già, Torna si vive presto, anche Ross. senza carne. Ciao. Ciao, ragazzi. Vediamo. Stammi Ciao, bene. Ross. E attento alla Ciao, pellazza. Ross. Hai sentito? Niente carne fresca. Oh, posa l'osso, ragazzino. Sei troppo giovane. Non è vero, so sparare. Domani puoi venire a caccia con me se vuoi, ma stasera qualcuno potrebbe andare a pescare un po' di pesce, magari lassù in cima dove l'acqua è pulita. E siccome qui nessuno ha un trattamento speciale, ci vado io, non è vero? Datti da fare, sfaticato, e non ti allontanare. Va bene. Non perderlo d'occhio. Non ti fidi di quel ladruncolo, vero? Vedi, quando si tratta di oro, io non mi fido neanche del Padre Eterno. Ciao, Ross. A presto. Andiamo, Book.
Qua, Book, qua! Guarda che bel pesce che ho preso! Allora? C'è un vecchio tronco cavo giù alla riva del fiume. L'oro è nascosto là dentro. Pagami. Goliath! Ah, Morto stecchito, ma... Che ti prende, Book?
Sono fatti ammazzare per questa miseria. Fuori dai piedi! Grazie, signore, per quello che anche oggi hai voluto donarci. Che ne facciamo di questo? È ancora vivo? Sì. Ora non più. Addio. Alzati. Quel cane vale un sacco di soldi! Carogna! Cagnaccio! Sta fermo, basta! Fermo! Sta fermo! Fermo, basta! Che diavolo ha quel cane? Sta fermo, ti ho detto! Ora ti sistemo io! Ti ho già detto che quel cane vale un mucchio di dollari! Ma che vuoi? Ma tutto intero! Bastardo d'un lupo, va via! Ma chi può essere stato? Shanka ancora non sa. Accidenti. Io ho avuto molto cattiva visione. Sognato di spirito di male che voleggiava su valle. Solo che questo spirito era in carne e ossa. Sei ubriaco, Shankar? Questo vivere ancora!
Sentiamo il fiato. Hai ragione, è ancora vivo. Questo deve essere il figlio di Zeb Colloway. Dove è andato a finire il corpo di suo padre? Dai, aiutami, forza! Giovane e vivo, ma pesare come vecchio morto. Sei pronto? No. Tienilo fermo, fermo. Va tutto bene? Ehi, cerca di non svenire, eh? Bevi, bevi. Va meglio? Tienilo fermo. Tienilo. Non farlo muovere. Sii forte come Shanka, eh? Eccola. Ehi, Shanka, sta su. Shanka morire. Fino a quando, Eterno, mi dimenticherai? Sarà questo per sempre? Fino a quando mi nasconderai la tua faccia e fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno dentro il cuore tutto il giorno? Zitti! Che succede, cornatese? Nostri cavalli! Andiamoli! Da questa parte! Presto, presto! Papà, sei tu? Calmati, ragazzo. Tuo padre non c'è. Ma non era tra quelli che ho sepolto. Deve essere riuscito a scappare. Dov'è Book? È il mio cane. Non c'erano cani, solo
Un lupo selvaggio. Quei banditi l'hanno preso. Ma tu sei il signor Natti? Senti, ragazzo, tanto per cominciare, niente signore, chiamami Natti. Io detesto i cosiddetti signori. Quelli mi fanno venire il volto a stomaco. Lo sai, Natti, io mi ricordo di te. Eri un amico di mio padre. Ehi, buono. Tranquillo. Non puoi agitarti così. Non dimentico tuo padre. Una volta mi convinse a fare un bagno. Non gliel'ho mai perdonato. Dobbiamo andare a cercarlo. Certo. Tu però non ci provare. Hai una brutta ferita. Io purtroppo devo partire. Tra pochi giorni c'è il mercato delle pelli a Winoba. Ci sono dei compratori che mi aspettano. Tu e Shanka verrete con calma. E chi è Shanka? Per me è come un fratello. Tuo amico? Shanka dice di essere indiano e grande stregone guaritore. E tu fa finta di crederci. Beh, in fondo non fa male a nessuno. Io credevo di avermelo sognato. Allora c'è veramente, è vivo. E adesso dov'è? Ha detto che andava a comprare dei cavalli dagli indiani di Seneca. Gli indiani di Seneca non hanno cavalli. E tu fa finta di credergli. E visto che hai tanta memoria, non ricordi le facce di quelli che vi hanno assalito? Li ho visti, sì, e forse li riconoscerei. Ah, bravo. Questo è importante, ma appena arrivi a Winoba, racconta tutto al sergente O'Connor. Sì, lo farò. È come se quelli avessero ammazzato tutta la mia famiglia. Lou, Joe, Sam, Ugo. Tu credi veramente che mio padre sia ancora vivo? Ne sono sicuro. Mi ci gioco la testa. Ma ora basta. Pensa solo a guarire. I ragazzi che si lamentano vi danno fastidio. Benvenuto, fratello. Chi arriva alla casa del Signore deve offrire. Offrire che cosa? Ma tutto quello che possiedi, fratello. Ma tu chi sei? Un predicatore? Lascia pelli, mulo, e vattene subito. In cambio avrai salva la vita. Va bene. Va bene. Non sparate. C'è un bel carico di pelli. Io questo l'ho già visto, ma... Non dare fiato alle trombe, frugalo invece. Sì, subito, ma... Avevi ragione. Ha più oro lui di quei 4 minatori. Fatto. Quando tornare tuo padre, sapere che noi andati a Winoba. Come farà Book? Tornerà pure lui. Chi è essere Book? Il mio cane. E i cani non sanno leggere. Shanka a insegnare a leggere cani. È proprio necessario. Tatanta, Ero, Re, Teppina, Pedro, Aire, Aglia, A, Nembo, Asce, Discapo, Hai, come va, Stava, No, Non, Saptu, Ora tuo cane può leggere messaggio. Ringrazia magia dei Sioux. E ora,
Basta musica. Si partire. Ola. Oio. Oio, oio. Hai fatto un vero affare, amico mio. Sto scherzando. Ti hai fatto spendere una fortuna per quelle 4 pellicette. Beh, anche tu mi hai fatto spendere una fortuna. Ti ho offerto le birre. Credevo di averti già avvertito. Va bene, amico. Addio. Continui a fare il furbo, eh? Ciao, Ted. Ciao. Dov'è il sergente? Se ti muovi lo trovi ancora in ufficio. Grazie. La legge parla chiaro, Malemut. Sono vietati sia i combattimenti che le scommesse, questo con ogni tipo di animali, cani compresi. Mi sono spiegato? Io ci commercio con i cani, lo sai, ma cani da slitta, non cani da combattimento. Comunque non puoi dire che non ti ho avvertito. John! Arrivederci, Ted. John Laser. A disposizione, capo. Buono. Shanka, comandare grande caccia. E allora deciso fare turni di guardia. Mattina presto. Così quando passare bufali cornuti, noi sapere quante corna passare. Shanka, scusami, sai? Cosa? Me l'hai già raccontata una volta questa storia. Cosa? Raccontane un'altra, questa è vecchia, me l'hai già raccontata. Ehi. Fa sempre così anche mio padre. Tu rispettare mie parole. Io grande uomo di medicina, salvato tutti quelli che non morti. Non sai chi essere io, grande stregone, molto grande. Grandissimo. Ah. E sarebbe questo? Qualcosa in contrario. Mi sembra un po' troppo piccolo e magro questo cane. Non fare il furbo con noi, Malamut, non attacca. Questo cane vale almeno $1000 e tu lo sai bene. È una belva furiosa. Natti, non dire stupidaggini. Io sono sempre stato molto amico di Zeb e tu lo sai. E sai che aveva un fucile Sharp. Sì, è vero. Chi ha ammazzato quei minatori aveva uno Sharp, d'accordo. Ma il ragazzo li ha visti. Aspetta di parlare con lui. Avevano trovato un sacco di oro in quella miniera. E l'oro, lo sai, fa gola a tutti quanti. No, non ricominciare con questa storia. Senti, io non sto accusando Zeb, solo vorrei sapere perché non era al campo. Certo, naturale, voglio sentire prima quello che dice il ragazzo. Se tu non l'avessi lasciato andare con quella sottospecie di indiano, a quest'ora sarebbe qui. Shanka non fa del male a nessuno. E poi, quel povero diavolo è mio amico. Tu sei l'unica persona che difende quell'imbroglione. Certo, è un imbroglione onesto. Ah. Vende solo illusioni. E ti pare onesto? Non ti sembra un imbroglio convincere la gente a vivere nell'illusione? Si vive nella realtà e non certo nei sogni. E questo chi l'ha deciso? Tu? E non strillare! Chi è che strilla? Tu, sergente. Io non sto strillando, tu stai strillando Strilli. invece. Flint! Strillavate così forte, sergente. Sergente. Cosa c'è, Mike? Ho controllato io personalmente. Mio fratello ha venduto lo Sharp a quell'assassino. Ehi, un momento. Non starai a sentire questo ladro. Io sono un onesto commerciante, sergente. Natti. Onesto commerciante. Tu e tuo fratello vi siete arricchiti alle nostre spalle, non avete mai abbastanza a sciacarli. A proposito, tuo fratello portava i rifornimenti al campo dei minatori. Era lui. È l'unico che sa dove si trova quel campo. Zeb e gli altri non avevano registrato la concessione per non fare sapere il posto esatto. Sergente, lo sente che sta dicendo? Quel segreto valeva una fortuna. Non è così, Mike? Forse l'avete diviso con la banda Whip. Sergente! Falla finita, Natti. E tu sta zitto. Mio figlio. Dov'è mio figlio? Sta tranquillo. È vivo e sta bene. Bene. Mia tribù, non avere mangiare. Shanka ha fatto rito magico per chiamare Bufalo Cornuto.
Un attimo dopo, pianura piena polpette. Ah, scusami. Non è questa la strada per Winoba. Cosa? Stiamo andando nella direzione sbagliata. Ho fatto questa strada un sacco di volte con mio padre. Te credi di sapere più di me, piccolo uomo? Di me, di Shank. Io sono più grande apripista di tutte le tribù di nord. Non mi ho mai perduto. Hello. Tutto solo. Allora, ascolta. Una volta mi sono trovato in mezzo buffalo cornuto. E che potevo fare? Io sono un povero uomo di medicina, sono stregone senza armi. Allora prendo nella mano l'occhio di Manitou che mi dà la forza. E allora comincio con un'altra mano a colpire buffalo cornuto. Tagliola! Tagliola! Amico, tu puoi aiutarmi? Io non sono un tuo amico. E tu, ragazzo, stai fermo dove sei, chiaro? Non è che hai ancora in tasca quella tua pomata di grasso di serpente? Oh, sì, certo. Se vuoi te ne do un poco. Sei stanco di vivere, vecchio? Dimmi la verità. Ragazzo, che cavolo ci fai con questo farabutto? Sono ferito, vedi? Lui mi sta portando da un medico a Winoba. Mi ha venduto quella robaccia e ha voluto $20. Quest'imbroglione mi ha detto che curava i reumatismi. E invece, a momenti mi ammazzava. Sono rimasto secco come un baccalà, bloccato in mezzo alla neve. Sai di che ho voglia, ragazzo? Ho una voglia di fargli un buco nel cervello. Tu hai tutte le ragioni. Ma poi io come faccio ad andare da solo dal medico a Winoba? Va bene. Andatevene, io devo mettere trappole. E tu? Sparisci da qui. Io sparo, cioè sparisco. Sì. Noi andare via. Vero cucciolo uomo, noi andare. Shanka va via. Però, grasso di serpente è buono di reumatismo. Molto buono. Ecco fatto, ora sei al sicuro. Ma dove vuoi che vada con tutto il sangue che ha perso? Io lo conosco quest'uomo, è forte come un toro. Comunque non è lui l'assassino. Sono stati quelli della banda. Per favore. Non fate che parlare tutti di questa whip. Il comando ha una taglia sulle loro teste. Ma chi li ha mai visti? Soltanto un ragazzino. Vuoi dire che non esistono? Io non lo so. Dico soltanto che sono un ottimo alibi per un mucchio di malfattori. Sai che ti dico? Che sei un testone e un figlio di puttana. Ben detto, Ned. Finitela tutti e due. Io faccio solo il mio dovere. Se fossi davvero un figlio di puttana, come dite voi, non avrei mai portato Zeb a casa mia. Sì, questo è vero. Povero Zeb. Prima gli hanno ucciso la donna e ora tu lo accusi ingiustamente di omicidio. È l'uomo più gentile, onesto e leale che abbia mai conosciuto. Stammi a sentire, l'ho portato qui perché tu lo possa curare, non certo perché tu gli faccia da avvocato. C'è una legge che lo vieta? Cattiva medicina, qualcuno ci seguire. Chi? Quelli? Indiani! Indiani!
fermo. Che cosa gli fate? Lasciatelo andare. Lui mi porta dal dottore. Lui è cattivo, indiano. Per forza, è un negro. Lui ha rubato i nostri cavalli. Ma noi buoni indiani, noi non uccidere. Giusto. Api uccidono. Corvo rosso trova miele. Mette miele su Shanka. Api mangiare miele e anche Shanka. Aspetta un minuto. Gli indiani non fanno queste cose. Noi tutti essere indiani civilizzati. Noi avere studiato su brutti libri dei bianchi. Oh. Sono io, ma E allora? Fuori i soldi. questi sono per il cane. E questi per le pelli. Sarebbe tutto qui il guadagno. Sei un idiota. Sei tale quale a tuo padre. E a quanto pare anche i padri dei tuoi fratelli dovevano essere dei deficienti, visti i risultati. Ma qui tutti vendono pelli. E le nostre non erano delle migliori. Le nostre? Ma che dici? Stai scherzando? Noi abbiamo rubato le migliori. Abbiamo ucciso per avere questo denaro. Sei tu che ci hai detto di farlo, ma... Ma certo che ve l'ho detto io. Tu e i tuoi fratelli non sapete fare niente. Siete ottusi, non potreste fare nessun lavoro onesto. Io, la vostra povera madre, ho dovuto insegnarvi una professione facile. Ho fatto solo sacrifici per voi. Tu sei così buona, ma... grazie. Non ringraziare me. Ringrazia la Bibbia. È da essa che traggo ispirazione. Dì ai tuoi fratelli di sbrigarsi a vendere tutto quello che resta. Non ho intenzione di stare troppo tempo nello stesso posto. No, no, no! È già morto di paura. Lasciatelo andare. Noi non potere, no. Che c'è da ridere? Ora basta. Shanka non è un ladro di cavalli. Li ha presi per salvare me. Grazie, Tatanka. Andiamocene, forza. Sì. Muoviti, Shanka. Muovere. Venite! Dobbiamo riprendere il falso indiano! Il grande spirito è in collera con noi! Che mani tu ci aiuti! Ehi, indiano cornuto. T'inchiodo! Manitou! Aiuto!
Salve buffoni! Venite da Scianca! Scianca è grande! Scianca! Scianca! Dove pensi di andare, Zeb Colway? Ma... Non sei affatto guarito. Sorveglialo. Sì. Non fare il furbo, capito? Non preoccuparti, Susan. Zeb ci deve ancora provare che è innocente. Tu parli davvero come un poliziotto, io invece come il suo dottore. Zeb è forte come un toro. Va bene, d'accordo. Ti regalo una chila di canditi e 10 lecca-lecca. E che dici? E aggiungo un magazzino di popcorn. Va bene. Va bene, hai vinto. Tu sei il ragazzo testardo. Ti faccio ultima offerta. 10 liquirizi. Né 10 né 1000. Non voglio rovinarmi i denti. E comunque non sta mica bene. Non si richiedono i regali. Io ti ho salvato vite, non ricordi? E io l'ho salvata a te. Siamo pari, no? Sai che ti dico? Preferivo il miele alle caramelle. Bruglio! Ma come ragioni? Se fossi stato io, a quest'ora sarei lontano da qui. Non mi sarei fatto certamente trovare qui a Winoba. È vero, Zeb, ma a quel che ne so io, questo potrebbe essere il tuo alibi. Un modo per salvarsi il culo. Potrebbe essere. Mi conosci da una vita. Non ti viene in mente che potresti aver sbagliato persona? Che fai? Vuoi mettermi dentro? Allora fallo! Fallo! Intanto i veri assassini avranno tutto il tempo che vogliono per prendere l'oro e andarsene negli Stati Uniti. Hai ragione. Non ho chiesto il tuo parere. Ma qui c'è una fortuna. Sei contenta adesso? Beh, io no! Te li porto io, gli assassini! Fare lo stupido, Zeb! Allora, l'hai colpito? Beh, quasi. Hai visto come corre? Sì, è forte come un toro. Maledizione, la mia gamba mi fa un male cane. No, non è grave. Usa l'altra. Sì, scherza, bravo. L'hai fatta apposta invece. Non sono mica scemo. Tu e mia sorella non fate altro che proteggerlo. Che cavolo hai da guardare? Forza, tirami fuori di qui. Puzzi, dovresti farti un bagno. Perché? Non siamo ancora a Natale. Hai fame, eh? Per forza che ha fame. Non mangia da 2 giorni.
Bene, così diventa più aggressivo e più cattivo. Ci sarà un bel pianone questa sera. Non sei contento, amico? Io non sono tuo amico. Io e te siamo solamente soci in un affare che rende, chiaro? Il migliore della tua vita. Sta tranquillo. E invece no. Qui ci sono in gioco un sacco di dollari di scommesse clandestine. Socio. Sta attento a te, Marmot. Io non ci voglio andare. Hai capito? Come vuoi tu. Si consumata mia lingua a forza di ripetere. Dimmi chiaro quanto tu vuoi di liquirizia per il mio braccialetto. Avanti. Allora, te lo ripeto. Niente, me la voglio tenere. E pensare che io diventare più grande uomo di medicina di mondo. Sta a sentire. È lui. È Book. Chi è? Il mio cane. Sto attento. Guarda dove vai, razza di imbecille. Mi scusi. Book, sono io. Via di qui, brutto cagnaccio! Devi slegare il tuo lupo, se no lo sbrani. No, io non ci vado lì dentro. Carogna rabbiosa. Andiamocene. No, non voglio finire impiccato. Che diavolo fai? Quel lupo è mio. Bugia, vale una fortuna. Book! Book! Book, aiutami! Non voglio rischiare il collo. Kevin, esci da qui.
Fuori! Sta seduto. Ho detto sta seduto! Ah, eccoli qui. Grazie, Shankar. Niente. Dov'è il mio braccialetto? È la seconda volta che mi salvi la vita. Io non so come ringraziarti. Va bene, ragazzo. Ma non ci fare l'abitudine. Voi mi racconterete tutto più tardi. Intanto io arresto questi due qua. Ah, Flint, quanto corri, amico mio. Lasciali scannare, così ci divertiamo. Non ho detto che tuo padre è un assassino. Infatti non lo è. Ma certo, Kevin. Lascialo perdere, lascia andare. Vieni, Susan. ti do una bella fetta di torta. Dove andate? Nel nome della legge. Kevin! Susan! Ma chi è che comanda in questa casa? È lei il vero poliziotto, Susan. Torniamo a noi. Secondo te Zeb è colpevole? Avrebbe ucciso i suoi uomini per rubare il suo stesso oro, è così? E che mi racconti del cane? Appartiene al ragazzo. L'assassino l'ha rubato e venduto a Malemut. Va bene, ma come me lo spieghi quello Sharp? Ah, un sacco di gente possiede uno Sharp. E poi un fucile si può comprare e vendere. Sai una cosa? Mi sono stancato. Sono stato in mezzo ai boschi per mesi, ho messo da parte un bel gruzzoletto e adesso me la voglio spassare come un pascià. Ho paura di no. Che vuol dire? Ho paura di no. Sei in servizio attivo da ora, Natty Scott, in qualità di guida delle Giubbe Rosse. Cosa? Sei stato appena arruolato. Congratulazioni. Siamo fottuti, ma sanno che siamo e ci stanno cercando. Brutti idioti, ve l'avevo detto di essere prudenti. E adesso cosa facciamo, ma? Ce ne andiamo via di qua. Torniamo negli Stati Uniti. Sei un geniaccio, ma tra 2 giorni saremo a casa e saremo liberi. No. Ci aspetteranno al confine sud, ma noi giochiamo d'astuzia. Passiamo a nord, dai grandi laghi. Ma la strada è più lunga. E allora noi preghiamo perché tutto vada liscio. Ne sei sicuro? Il mio cane è un asso. Book, cerca un fucile, lungo più o meno così. È nascosto, devi trovarlo. Va, Book. Che cos'è quello? Non è così facile da spiegare, ma ci ha salvato la vita, a me e a Shankar. Ti giuro che è andata così. Credimi. Sì, comunque, io già faccio fatica a sopportare le diavolerie di Shankar senza il braccialetto. È il fucile di tuo padre. L'ha dato a Ross per ripararlo. Quel bastardo mi ha mentito. Aspettami qua. Vado e torno. Devo dirgli 2 paroline.
Lo scusi, è solo eccitato. Buono, cucciolo. Dov'è Natti? Senza offesa, Natti, non hai l'autorità per arrestare la gente. Io arrestarlo? Oh, no, lo stavo solo portando da te. Mi conosci? Tu sei quello ricercato dalla polizia. Il sergente O'Connor è passato un paio di giorni fa. Aveva qualcosa di rotto. C'è anche una taglia su di me e io non sono armato. Sì, ma Natti mi taglierebbe le orecchie di netto. È convinto che io sia innocente. Bene. Questo lo credo anch'io. Allora perché fuggi? Ma non sto scappando. Inseguo la banda Whip. Sono l'unico che li ha visti. E quindi l'unico che può impedirgli di uccidere ancora. Da solo? E senza fucile? Accidenti, ne hai di fegato. Prenditi uno dei miei cavalli. Grazie. Ti ricompenserò, ho molto oro. Se le cose dovessero andare male, non saprei che farsi col tuo oro. O'Connor mi sbatterebbe dentro. No, guarda, ho un'idea migliore. Dammi un pugno. Forza, qui. Così posso dire che mi hai derubato. E che mi hai portato via sia il cavallo che il fucile. Mi sembra giusto. Dammelo qui. E mi raccomando, forte. Natti, aiutami, Natti, ti prego. Che succede? È Susan. Ma che ti ha fatto? No, niente, mi è anche simpatica. Ma dice che devo lavarmi e andare tutti i giorni a scuola. Ecco, sul lavarsi ti do ragione. Per me fa male. Ma per quanto ne so, la scuola non ammazza nessuno. Sì, certo. Devo trovarlo. Come se fosse facile. Sta seguendo la banda Whip, eh? E secondo te dove sono? A nord, sud, est, ovest? Cosa sono mai 10.000 miglia, eh? L'hai detto tu. Li deve trovare da solo quegli assassini, non ha alternative. La disgrazia è che sono costretto a dipendere da uno come te. Se almeno avessi una gamba nuova. Non ti serve una gamba, ma un cervello. Forse mi è venuta un'idea. Che idea, Natti? No, capo, non te lo dico. Ma dove vai? Non è di là! Nat! Credi. Se la scuola ti preoccupare, io farei grande magia e fare sparire tutti i libri. Basta che tu mi dare braccialetti, eh? No,
Non è per la scuola. Sono preoccupato per mio padre, è in pericolo. Ci penso io, ragazzo. Devo solo trovarlo. Certo, non sarà facile. Ci vorrebbe un miracolo. Proviamo con questo. Un momento, andiamoci piano, piano. Io non ci credo alle buffonate di questa specie di indiano. Secondo te può funzionare? Sì, ci puoi giurare. Comunque, provare non costa niente. Va bene, d'accordo. Ma se qualcuno viene a sapere che ti ho dato retta, ti taglio le orecchie. Allora proviamo. Eccolo! Papà! Il passo dello Sparviero. È vero, Shanka, lo riconosci? È morta? Non ancora, brutti bastardi! Maledetti! Maledetti! Maledetta anche tu! Ma io che t'ho fatto, ma? È stata una tua idea, quella di passare per le montagne! I cavalli sono stanchi, dobbiamo proseguire a piedi. Sì, hai ragione, non ce la faranno. Oh mio Dio! Oh Signore! Non hai mai abbandonato la tribù di Israele? Non abbandonare ora i tuoi devoti Ezechiele, Malachia, Goliath. Oh Signore! Un pizzico d'oro a testa per dormire. E quanto ci costa questa cena? Un altro pizzico d'oro a testa, signora. Li spellate bene i clienti qua, vero? La gente passa raramente di qui. E quei pochi hanno sempre una fretta del diavolo. Sei sicuro che non venga qui? Ah, rilassati, traffica in cucina. Come diavolo ha fatto a sapere dove sono quei bastardi? Ah, non te lo dico, tanto non ci crederesti. È stata una specie di magia indiana. Shanka? No, 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 no. Chi? Non so se sono sveglio o sto sognando. Dì, hai bevuto? No, non bevo mai di mattina. E allora? Allora, direi che siamo due pazzi. Quando pensi di partire? All'alba. Il ragazzo ha sistemato tutto. Vuole che lo porti con me. Ma sei pazzo? È troppo pericoloso, non lo fare. Tu che gli hai detto? Boh. Vuoi che ti legga qualche cosa? Sai, ho sentito quello che stavi dicendo a Book, ma Natty ha ragione. Magari non è un viaggio lungo, ma è un viaggio molto pericoloso, soprattutto per un ragazzino come te. Susan, io voglio solo poter riabbracciare mio padre. Sì, lo so. Hai solo lui al mondo. Ti capisco, Kevin. Ma questo è un mondo duro, fatto per gente dura. Tu hai ragione, hai diritto alla tua parte d'amore. Tuo padre è un uomo dolce, affettuoso, un uomo speciale. Kevin? Kevin, mi senti? Ah, sì, 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 sì. Vai pure avanti, Susan. Vedi,
I veri uomini devono essere così, duri e decisi all'esterno e teneri dentro di loro. Ma da soli non sono in grado di dare l'amore che serve, specialmente quando si sentono tanto soli. Non lo so. Sì che lo sai. Tuo padre non si sente solo? No. Lui a me. Book. Ha la sua vecchia pipa, gli amici. E poi ogni tanto va in città. Sai, insomma, si va a divertire. Non so se dovrei dirtelo. Prova. La verità è che si annoia da morire, giuro. Amen. Stanotte i lupi avranno di che sfamarsi. Perché ci voleva ammazzare, ma? Per la taglia, deficiente! Ma allora sanno chi siamo? No. Sanno soltanto che questa frusta può uccidere. E ora ringraziamo il nostro Signore che ci ha protetto. Buono. Stare buono. Sei tornato a casa, amico, da Shanka. Il bastardo non si tocca, sta bene lì. No, dobbiamo dargli una sepoltura cristiana. Qual è il problema? Guarda come ha trattato l'uomo che hai ucciso stanotte. Ti pare una sepoltura cristiana? Gli do io l'estremo saluto. Cercavano un tipo con la frusta, ma... E quello eri tu! Non scordare la tua sacra Bibbia, ma... Hai finito di perseguitarci adesso, addio per sempre.
Visto? Gli allievi superano il maestro. Anche gli idioti si ribellano. Andiamocene da qui. Addio, ma... Addio. Dai, Book, seguiamo! Kevin, sei sveglio? Kevin. Kevin. Sto andando a cercare mio padre. Scusami. Kevin. Lasciane un po' anche a me. Ehi, fatela finita, se no chiamo Ma. Chiudete il becco tutti quanti. Cosa? Che ti credi di essere? Perché non ci lasci in pace o te ne vai a fare un giro? Certo che siete stupidi, dobbiamo andarcene, passare subito il confine, stiamo perdendo tempo. Tu, chi diavolo ti credi? Vuoi prendere il posto della vecchia? Scordatelo, bello! Pensi che ci faremo comandare da te adesso? Hm? Va bene, fate quello che vi pare, io me ne vado. Fermo! Quei fagioli sono miei. Quali, questi? Sì. Tiratemi fuori! Disonesti! Tiratemi fuori di qui! Aiutatemi! Aiutatemi! Il passaggio è da questa parte, non ci sono altre strade per gli Stati Uniti. Allora io e i ragazzi ti aspettiamo laggiù. Te li spingerò dritti tra le braccia. Alzati! Alzati! Che succede? Dobbiamo andarcene, sta arrivando gente. Andiamo, smetti! Muovi! Quella non è ancora morta, dovremmo ucciderla! No, deve sembrare un incidente! Mi sentite o no? Brutti bastardi! È vostra madre che vi parla! Tiratemi su! Tiratemi su o sarete dannati all'inferno! Ezechiele! Malachia! Sono la vostra madre, non potete lasciarmi qui! Non ce la faccio più! Aiuto! Goliath! Goliath! Ezechiele! Malachia! È vostra madre che piange! Aiuto! Isaia! Isaia!
Siete voi, ladri di polli. Che gli prende? Forse mio padre è vicino. Lo credi davvero? Dio lo volesse, Kevin. Andiamo. Ha fiutato la pista. Allora ce l'abbiamo fatta. Book non sbaglia mai. Aiuto! Aiuto! Aiutami! Tirami fuori di qui! Dammi una mano, ti scongiuro! Aspetta un secondo. Io ti conosco. E hai il coraggio di chiedere aiuto a me? Assassina maledetta! No, no, tu commetti un errore. Io sono soltanto una povera donna sola. E il mio solo crimine è di amare troppo i miei figli, tutto qui. È tutta la vita che cerco di redimerli, di cambiarli, di impedire che facciano ancora del male. Sì, anche quella volta, giù al fiume, quando hanno deciso di attaccare il campo di quei poveri minatori. Ti prego, aiutami. Allora, vuoi morire o farti impiccare? Ti lascio la scelta. Lasciami qui a morire, d'accordo? Il Signore è sempre con me. Voglio solo impedire che i miei figli uccidano ancora. Perché credi che sia finita qua sotto? Mi ci hanno buttata loro 4 perché ostacolavo i loro piani. Dove stanno andando? Oh, non mi ci far pensare spaventoso. Io vedo tante povere, piccole, innocenti vittime. Ok, ma niente scherzi. Hai fatto la scelta migliore. Aiutami a venire su prima che sia troppo tardi. Ma non lo vedi? Guarda, sono disarmata. Io non ho mai ucciso nessuno, ma per te farei un'eccezione. Grazie. Su, un piccolo sforzo. Oh, signore, non ce la facevo più. Oh, Dio. Oh, sto Cosa c'è? svenendo. Ho bisogno di un Cosa po' c'è? d'acqua. Ok, Acqua, ok, certo. acqua. Sì, Ho aspetta. tanta sete. Aspetta. Ti prego. Acqua. Acqua. Ti ho mancato una volta. Non si ripeterà. Kevin! Forse è meglio lasciarla ai corvi. Prenderemo quello che resta quando ripasseremo di qua. Quei bastardi non devono essere lontani. Andiamo. Andiamo.
Sì, c'è qualcuno lassù. E allora, che cosa vedi? Ci sono le giubbe rosse. Non ci voleva. Siamo fritti, Goliath. Ormai siamo circondati. Ma cosa avrebbe fatto? Sta zitta! Non si va più avanti. Torniamo verso il capo Sparviero. Sì, così finiamo dritti dritti in bocca a quelli che ci seguono. D'accordo, d'accordo. Ma il cacciatore non si aspetta che la preda all'improvviso lo attacchi, giusto? Li faremo fuori in assoluto silenzio. Non si accorgeranno neanche di crepare. In assoluto silenzio. Sarà una bella sorpresa, che ne dite? Andiamo. Sta attento con quella canna, riflette il sole. Vuoi? No, grazie. Tu preferiresti un fuoco, ma purtroppo non è possibile. Se vedono il fumo, addio trappola. Che cos'è? Sente un pericolo. Mettiti al riparo. Kevin, che cosa ti ho detto? Mettiti al riparo. Adesso! Nasconditi! Mandatelo via! Sparateci! Mandatelo via! Presto, a cavallo! Ehi, sono qui! Sono qui! Girati, farabutto!
Adesso ti faccio piangere. Insetto. Che cosa hai detto? Faccio io, papà. Sei forte! Perché fai quella faccia? Non riesco a crederci. Non ci credi? Abbiamo preso anche la madre. No, non potete aver fatto tutto quanto da soli, non ci credo. Tu sarai anche sveglio. Ma Zeb qui non farebbe male a una mosca. Per non parlare del ragazzino del cane. Già, non è stato merito nostro. Kevin, è lui l'eroe. Divertente, tanto divertente. Signore, la interessare la Bibbia di Matt Dalton. È vero. È un vero affare. $40. Venga qui. $30. Ok. $20. $20, signore? Sì. È stata una bella impiccagione, vero? Purtroppo ero giù al sud. L'ho persa. Dovete vedere, signore. Pendolare di qua e di là. La madre e i 4 figli tirati per collo su e giù. Sembrava su altalena, ecco. Svelto, nasconda questa roba. Perché è illegale vendere roba di morti, capito? Illegale qui, ma non a New York. Io laggiù me la posso rivendere anche a... diciamo $200. Indiano scemo. Dai, presto. Io andare. Questa è l'ultima. Cosa? Io ho tirati altre 100. Shanka è uomo saggio. Shanka molto saggio. Shanka è un imbroglione. Andiamo, ci stanno aspettando. Va bene, io ho finito. Sì, così, perfetto. Questa foto farà il giro del mondo, vedrete. Arriverà persino nelle mani di Sua Maestà, la regina. Ecco, ora state fermi. A proposito, sapete che titolo li metteremo sopra? Gli eroi che hanno sgominato la banda più feroce di tutto il Nord America. Fermi un attimo, dov'è il ragazzo? Eccomi! Bravi, fermi così. Perfetto.